chiedendo perché ultimamente piove così tanto e perché da alcuni fiumi esce dell'acqua? Perché sembra schio e come si dice da noi altri, schio ordinal di Dio. Ma non sono a scherzare. Quando piove molto, la terra beve troppa acqua e la fa uscire dai fiumi. Come quando la nonna Bruna mette troppa acqua per fare la pasta e l'acqua salta fuori. Dentro le nuvole le goccine si uniscono formando una goccia più grande che alla fine cade formando la pioggia. Immagina che l'acqua della pioggia si accumuli troppo e inondi la città come una grande piscina. Nel 1951 a Vicenza è successo proprio questo. Molte strade e case sono state sommerse dall'acqua. Poi nel corso degli anni le persone hanno cercato di proteggere la città facendo grandi lavori come costruire idrovore per far scorrere via l'acqua più velocemente, ma nonostante questi sforzi a volte l'acqua è diventata troppo forte e ha causato grandi alluvioni, come quelle del 2010 e quella di adesso, no? Nel 2010 il fiume Bacchiglione e altri corsi d'acqua esondarono a causa di forti piogge. La deforestazione, l'urbanizzazione e il cambiamento climatico aumentano il rischio di alluvioni e hanno provocato ciò che sta avvenendo in questo momento. Esistono diversi modi di prevenzione alle alluvioni, ad esempio i bacini di laminazione, le casse di espansione, i giardini pluviali e le pavimentazioni permeabili. Nonno, ma cosa sono i bacini di laminazione? I bacini di laminazione sono aree che raccolgono l'acqua piovana in eccesso, riducendo il rischio di allagamenti. Le casse di espansione sono spazi simili che controllano il flusso dell'acqua, evitando danni alle strutture e all'ambiente. Le pavimentazioni drenanti sono superfici permeabili che consentono all'acqua di penetrare nel terreno, anziché ristagnare sulla superficie, aiutando a prevenire allagamenti e a ricaricare le falde acquifere. I giardini pluviali sono aree verdi progettate per assorbire l'acqua piovana e ridurre il rischio di inondazioni. In sintesi, tutti questi elementi contribuiscono a gestire e a mitigare i problemi legati all'acqua piovana.